Buongiorno, carissimi fratelli e sorelle. Buon inizio settimana, buon lunedì. Tutto sotto il manto di protezione di Maria e tutto per dare lode al Signore per le grandi cose che continuamente fa Egli nella nostra vita. Il nostro consueto appuntamento mattutino apre la nostra giornata per invocare le benedizioni del Signore attraverso l'intercessione di Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi vogliamo portare Maria nelle nostre famiglie e la vogliamo invocare come regina di tutte le nostre famiglie. Nel Vangelo di Luca così leggiamo: in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Elisabetta, la salutò. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. La domenica 31 dicembre 1995, per disposizione di San Giovanni Paolo II, la Santa Sede aggiunse alle litanie lauretane: Regina della famiglia, prega per noi, perché Maria è madre di tutti i suoi figli e protettrice di ogni famiglia. La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti scelse per dare l'annuncio proprio la data in cui si celebra la festa della Santa Famiglia, che cade tra Natale e Capodanno. La prima volta in cui San Giovanni Paolo II invocava Maria in questo modo era il 4 ottobre 1997, allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, durante il suo viaggio apostolico in Brasile, in occasione del secondo incontro mondiale con le famiglie. Maria, regina della famiglia, sede della sapienza, serva del Signore, prega per noi. Prega per noi, prega per i giovani, prega per le famiglie. Poi Papa Benedetto XVI disse il 16 maggio 2008 a Roma: Maria, regina della famiglia, come una stella luminosa di speranza, guida il cammino di tutte le famiglie dell'umanità. Una sera, ecco il nostro racconto, mentre la mamma preparava la cena, il figliolo undicenne si presentò in cucina con un foglietto in mano e con aria stranamente ufficiale il bambino prese il pezzo di pane e lo diede alla mamma, che si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi era scritto: per aver strappato le erbacce del vialetto, euro 3. Per aver ordinato la mia cameretta, euro 5. Per essere andato a comprare il latte, euro 0,50. Per aver batata la sorellina, 3 pomeriggi, euro 9. Per aver preso 2 volte ottimo a scuola, euro 5. Per aver portato fuori l'immondizia tutte le sere, euro 4. Totale euro 26,50. La mamma fissò il foglio negli occhi teneramente
La sua mente si affollò di ricordi, prese una penna e sul retro del foglietto scrisse: per averti portato nel grembo 9 mesi, euro 0. Per tutte le notti passate a vegliarti quando ero ammalato, euro 0. Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste, euro 0. Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime, euro 0. Per tutto quello che ti ho insegnato giorno dopo giorno, euro 0. Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene e i panini che ti ho preparato, euro 0. Per la vita che ti do ogni giorno, euro 0. Totale, euro 0. Quando ebbe terminato, sorridendo, la mamma diede il foglietto al figlio. Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, 2 lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi. Girò il foglio e sul suo conto scrisse pagato. Poi saltò al collo della mamma e la sommerse di baci. Nella famiglia l'amore è gratuito, oppure non è per niente amore. Preghiamo. O Dio, Salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della Beata Vergine Maria, arca della nuova alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che, docili all'azione dello Spirito, possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome, con inni di lode e con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il fioretto di oggi recita insieme alla tua famiglia questa preghiera. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, Madre di tenerezza e di amore, Madre attenta, sollecita e fedele, Madre di ogni uomo consegnato a te nel momento estremo del sacrificio di tuo Figlio. Portaci con il tuo esempio sulle strade dell'amore, che non ha bisogno di parole, ma di occhi attenti ai bisogni dell'altro. Insegnaci, Madre, a fare tutto ciò che Gesù ci dice, permettendogli di entrare nelle nostre case, dove vogliamo vivere liberi dai nostri egoismi e non condizionati dalle nostre diversità, ma disponibili ad accoglierci e a ripetere ogni giorno il nostro sì. Fa che la diversità diventi ricchezza, che la crisi occasione di crescita, che l'andare insieme sia non un ostacolo alla realizzazione dei nostri progetti personali, ma uno stimolo a trasformarli in progetto di Dio. Regina della famiglia, guidaci ad essere docili nell'ascolto, uniti nella preghiera, umili nel servizio, perché la nostra casa diventi, come quella di Nazareth, un cantiere di santità. Amen. Buona giornata a tutti.